Serata di gala ricca di ospiti, di sorprese e di traguardi da ricordare e sottolineare per lo sport padovano. Una festa organizzata dal CONI per premiare atleti, tecnici e dirigenti che nell'anno appena trascorso hanno dato lustro alla provincia con i loro traguardi sportivi ed agonistici. Un'occasione per rilanciare i valori dello sport, dell'impegno, della competizione, ma anche della fatica e del sacrificio. Padova quest'anno, nel 2018, è all'8° posto nella classifica delle città italiane per quanto riguarda lo sport, per cui qualcosa di veramente eccezionale, siamo risaliti anche quest'anno e stiamo parlando di una Padova molto viva, molto interessante dal punto di vista anche di numeri. 1300 società sportive sono censite dal CONI Padova, ci sono 10.000 fra tecnici e allenatori. Ci sono accompagnatori e persone che seguono i nostri ragazzi, che sono ben 90.000 gli iscritti dello sport padovano. I volontari sono la vera forza dello sport padovano e sono i genitori, sono insegnanti, allenatori, persone che si dedicano perché i nostri ragazzi non siano nelle strade. Questo è un anno di lavoro intenso del CONI Padova, di tutte le società sportive e delle federazioni che lo compongono e naturalmente questa sera andremo a premiarli in questa bellissima parentesi che Banca Patavina ci offre. I volti degli sportivi convocati all'evento di gala esprimono la soddisfazione degli obiettivi raggiunti, ma anche l'ansia di veder confermate le ottime performance. Un premio non è solo una gioia momentanea, ma un impegno per il futuro che va meritato nel tempo. E quali qualità servono per il tuo sport? La calma di sicuro è la cosa più importante e anche la determinazione, secondo me, e la sicurezza. Consiglieresti lo sport in generale ai tuoi coetanei? Certamente, perché ogni tanto ci penso, se non facessi sport mi sentirei molto più vuoto, nel senso che non avrei niente da fare, al di là ovviamente dello studio. Però secondo me è una cosa che è molto utile. Ecco. È importante comunque avere uno sfogo durante la giornata, magari durante lo sport puoi distrarti da altri problemi o comunque hai un momento di concentrazione su altri obiettivi e è importante secondo me. Un grazie e un riconoscimento degli organizzatori è andato a Banca Patavina per la sua generosità a sostenere le attività sportive della provincia. Presidente, per uno sportivo come lei, cosa significa la serata di stasera e la collaborazione con il CONI di Padova? Significa vivere una passione che è quella che ho sempre coltivato anch'io personalmente nel mondo dello sport e che tra l'altro fa il pari anche con la filosofia di una banca di credito cooperativo come quella che rappresento. Noi siamo una banca locale, sappiamo che le finalità sono quelle della crescita economica, sociale e culturale del nostro territorio. Lo sport è un veicolo formativo e culturale, soprattutto per i giovani, ma anche per le persone di qualsiasi età, eccezionale proprio per trovare quei valori che sono propri nella vita e che lo sport insegna e sa insegnare. Un modo concreto di fare banca sul territorio, non soltanto per far crescere le eccellenze dello sport, ma anche per alimentare una cultura sportiva tra i più giovani, educandoli ai valori importanti e fondamentali anche con l'apertura verso discipline sportive poco conosciute, come il badminton, il dragon boat e l'hockey su sedia a rotelle. Disciplina paralimpica che però ancora non fa parte dei giochi paralimpici. È un gioco di squadra, è molto simile al floorball, però su carrozzeria elettronica, quindi e puoi giocare ogni tipo di atleta con qualsiasi tipo di patologia, diciamo. Quindi può giocare qualsiasi disabile, ecco. È aperto a tutti praticamente. Aurora, sei emozionata per questa serata? Abbastanza, sì. È uno sport che mi appassiona molto. Le donne in rosa sono tutte donne che hanno purtroppo un pregresso di tumore al seno e di intervento di tumore al seno. Che cos'è il Dragon Boat? Diciamo che la disciplina fa parte della Federazione Italiana Canoa. In realtà noi saliamo su un'imbarcazione molto grande, siamo in 22 su questa imbarcazione. E perché facciamo questo sport?
c'è un risvolto medico che è molto importante per noi. Oh, che bravi questi ragazzi! E stasera vengono premiati tutti? Sì. Siete contenti? Sì. Sì. E ma che cosa fate voi di speciale? Corriamo in moto. Così piccoli e già andati in moto? Sì. Come chi? Valentino Rossi. Valentina. Premio Gattamelata al dirigente sportivo Flaviano Buratto e a Gianfranco Bardelle, presidente regionale del CONI Veneto. Presidente, un'anticipazione rispetto alla candidatura di Milano Cortina ai Giochi Olimpici del 2026. Abbiamo qualche buona notizia? Ma certamente è una candidatura molto forte. I nostri avversari è solo Stoccolma, cioè siamo in 2. Siamo convinti che se viene fatta una scelta fra Stoccolma e Cortina-Milano, credo che la vincente è Cortina-Milano. Cortina perché è una località unica al mondo, Milano perché è una grande metropoli che può dare molto e quindi questa squadra è per me vincente. Come dico sempre, se poi dietro alle loro spalle c'è il governo, ci sono le regioni, c'è la politica che porta avanti un progetto di turismo, di far conoscere l'Italia vera, di far conoscere l'Italia sportiva, quella bella pulita Italia che noi vogliamo sempre come mondo dello sport.